C'è un fatto che attualmente le prestazioni vengono un attimino forse esagerate per un problema di cosiddetta medicina difensiva, che uno ha paura avere una certa rivalsa. Però adesso qui non per fare una critica ai colleghi ospedalieri, ma molto spesso sono gli stessi ospedalieri che intasano il proprio servizio, perché io non ho mai prescritto una risonanza magnetica, un TAC per una rinite, per un raffreddore. Mi è capitato di vedere prescritto anche questo. E ho dovuto prescriverlo perché era scritto dallo Però specialista. tenete presente voi due, Stival e Basso, a questo punto che vi faccio, lo sappiamo tutti, penso che lo sappia la dottoressa, tu lo sai e quindi non ne parli ma sei bene a conoscenza. Allora, i medici hanno diciamo, chiamiamoli progetti delle ASL, no? Cioè devono diminuire le prestazioni, devono diminuire i ricoveri, devono diminuire gli esami e ricevono, diciamo, un qualcosa se mantengono determinati parametri. Io lo so perché mi è stato dato da colleghi il foglio. I benefit cosiddetti. Sì, arrivano i fogli, comunque... gli somme mi vengono passati. Certo. Ecco, questo comporta determinati problemi. Allora, l'ASL fa questo cercando di lavorare solo sulla quantità. Perché non lo facciamo sulla qualità? Tu so bene cosa diresti, sentiamo voi due. Facciamo prima Stival e dopo tornare da Morato. Allora, intanto dobbiamo chiarire ai cittadini che magari qualcuno non lo sa, ma il medico di base è un libero professionista, non è un dipendente. Sì, certo. Magari qualcuno non lo sa, è un libero professionista. È una figura ibrida. Vabbè, è un libero professionista, non è un dipendente nostro. Sì, ha una convenzione, ha determinati obblighi. Convenzione, è libero professionista eccetera, e certo. Per fare e raggiungere determinati obiettivi che ha di budget la regione dà dei benefit che non sempre si raggiungono pur prendendo i benefit, perché i benefit comunque vengono dati ai nostri medici, parlo in senso generico, non sto parlando su specifico. Quindi tutti gli strumenti per far sì che ci sia il medico di base, il momento professionalizzante e professionalizzato del territorio per fare da filtro, li utilizziamo. Per noi l'unico strumento che abbiamo è la risorsa economica da mettere a disposizione del medico di base, non abbiamo altro strumento. Io quello che critico, e su questo mi dovrebbe rispondere, la vostra benefit è sulla quantità che corrisponde a una cifra, non sulla qualità. Ecco il problema mio, i controlli non sono sulla qualità. La qualità, ahimè, su una materia come questa è difficile trovare un parametro. Trovassimo un parametro ideale, va bene, perché poi scattano i meccanismi sindacali giustamente che ti dice cioè, è incontestabile la prestazione o la ricetta che ha scritto il medico, non è che a meno che non andiamo in tribunale, cioè la politica ha difficoltà in questo caso ma a come è dare arrivato a un problema di valutare la qualità sul farmaco, sulle prescrizioni farmaceutiche, forse invece di lavorare solo sulla quantità si potrebbe anche valutare il resto. La qualità la puoi fare su determinate situazioni, sono d'accordo, ma sulla singola prestazione, se per me va bene mandare il paziente a fare un TAC o guarda che non tega niente, ciapa l'aspirina, estremizzo le cose, è difficile poter dare e fare un qualcosa sulla qualità, diventa praticamente impossibile perché è ma voi non mi è mai venuto, forse lo dico più lui, io sento tanta gente, forse lui ha avuto questo problema, io so di qualche medico, caso raro ma lo conosco, che magari non prescrive neanche con la ricetta la cardioaspirina nell'ex infartuato e lo fa su ricetta bianca. Allora, queste sono cose che a mio parere sono spinte da questo, come pazienti che mi vengono con la massa, la neoplasia che abbiamo operato la settimana passata, una neoplasia che non si riuscivamo a prendere con 2 mani ed era 8 mesi, e abbiamo la lettera del medico, che andava a dire ma ho sempre questo dolore, eccetera. Bastava visitarlo, bastava fare, non dico passare subito al TAC, ma andare a fare la visita. Ecco, non può essere una spina questa che pesa sulla salute del paziente. Certo che pesa sulla salute del paziente, comunque quello che ha detto Stival è oggettivo, sì. È così. Quindi il problema è, la rivendicazione che noi facciamo, è di avere un governo efficiente e efficace di tutta la filiera sociosanitaria assistenziale. Ripeto questo concetto. Quindi i medici di base, che sono il primo presidio, è vero che sono dei liberi professionisti, ma operano attraverso una convenzione nazionale.
poi c'è una... che è praticamente intoccabile. Comunque, quello è un problema contrattuale. Perché... Si è visto anche a San Donà, se un medico ha fatto dei problemi, è stato praticamente impossibile mandarlo via, anche lì. Anche in ospedale però, Esatto, ecco. Parlo di quei casi. Sì. No, ma è impossibile purtroppo mandare via la gente che sbaglia. Io che, ahimè, devo sentire le lamentele delle persone, e spesso sono fondate, vorrei che la macchina funzionasse per tutti e vorrei che ognuno si assumesse le sue responsabilità, non che a fronte di situazioni note si finga di non vederle, perché è scomodo affrontare lo scontro con chi di dovere. Un sistema efficiente presuppone che i dirigenti, visto che ci sono e sono pagati, facciano il proprio dovere, anche se con questo diventano impopolari. Ma il primario che ha l'infermiere o il medico che non fa il proprio dovere, ha il dovere di usare tutti gli strumenti in suo possesso perché questo dia le prestazioni le migliori possibili. Al dovere. Per ma me non hai i mezzi per farlo. Come allora, se non riesce a risolvere certe situazioni, vediamo, il primario non è più il primario una volta. Questo è vero, però bisogna mettersi nella prospettiva di governare il processo, no? Allora, per i medici di base c'è la convenzione nazionale, c'è una convenzione regionale e c'è il patto aziendale. Io in una mia relazione l'ho assimilato a una specie di contratto aziendale, no? Col quale si stabiliscono degli obiettivi. Per esempio, per le liste d'attesa si è stabilito che la priorità indicata dal medico di base venisse retribuita con X lire, no? Con X euro. E questo è utile, se la misura è utile. In ogni caso sono dell'opinione che bisogna decidere e poi eventualmente cambiare in corso d'opera. Poi bisogna stabilire dei rapporti più efficaci fra la medicina territoriale, che è essenzialmente in capo ai medici di base, ai pediatri di libera scelta, e le strutture di ricovero, no? Per esempio, la stessa casa di cura la direzione generale dell'ULSS deve avere la possibilità, in una logica di integrazione e non di sopraffazione, di poter utilizzare la struttura della casa di cura per determinare ricoveri, eccetera, perché tutte le strutture e le apparecchiature devono essere utilizzate. Ecco, lui ha detto una cosa buona, faccio un appunto. Primo, in questo momento l'ULSS, l'ospedale nostro, utilizza la casa di cura per quanto riguarda la geriatria direttamente dal pronto soccorso, i ricoveri vengono fatti dal pronto soccorso e lo utilizza anche per la lungoreggenza, quindi questo è un problema puramente integrativo. Per quanto però riguarda gli esami, voi sapete che c'è il CUP, no? Il CUP è unico. La casa di cura ha aderito naturalmente, a un piccolo costo si aderisce, però io faccio i controlli, direi settimanalmente. Stamattina, prima di venire qua, ho guardato un po' le varie cose. Allora, vengono date dei giorni, però il CUP non li manda. Io non manderò in onda, ne abbiamo un'intervista che si trova, la potete vedere anche su YouTube, di quella signora che l'anno scorso ha dettato problemi, si sono interessati dei giornali, che ha aspettato un anno per l'ecodoppio, dopo alla fine l'ha fatto in una struttura e ha pagato, lei dice, 115 euro. Bene, io posso dire che se è vero che l'ecodoppler ha dei mesi che noi sappiamo al CUP, il CUP ha la possibilità di metterla nella struttura privata convenzionata allo stesso prezzo, evidentemente con tempo massimo di un mese. Quei posti sono sempre vuoti. Allora, perché non vengono occupati, visto che la casa di cura li lascia liberi? Allora, dottor, e non è solo questo, parlo. Non è solo questo, io ho qua gli ultimi 3 mesi dei dati, se vuole le dico me li sono andati a guardare. Ecco, i punti di crisi. Il CUP unico è stato voluto dalla Regione, giustamente, certo, dico io, nell'interesse dell'utente. C'è dappertutto poi. Nell'interesse dell'utente. Uno dei problemi che ho sempre affrontato
in ogni sede col direttore generale, ma anche con i responsabili di struttura, è che il cittadino che si rivolge all'ULSS attraverso il CUP, che è centro unico di prenotazione, a questo cittadino deve essere fornita l'indicazione esatta di dove e quando può ottenere la prestazione. Il primo posto disponibile. Ecco, siccome vengono acquistati pacchetti di prestazioni dalle strutture private accreditate, dalla casa di cura al poliambulatorio, al San Biagio, sono tutti elencati qua, no? E nonostante ci sia questo numero notevole di strutture private, queste non contribuiscono in modo significativo alla diminuzione dei tempi d'attesa. Allora, il CUP deve essere ristrutturato, riorganizzato e deve soprattutto dare all'utenza dell'ULSS, quella reale e quella potenziale, le informazioni necessarie a ottenere. Ti trovi di fronte alla replica che non ti danno come si dice, non ti danno le agende, il termine tecnico che usano. Ma che cavolo è sta roba? Le agende non sono date, viene fatto attraverso via telematica. Certo, deve essere non c'è un problema in agenda. Io li vedo, apro il computer, ci sono. Non è questo. Guardate, il problema dell'integrazione, tocco un altro piccolo argomento perché è stato un caso che se ne è parlato in tutta Italia, non solo le televisioni, ma è intervenuto anche Leoluca Orlando nella commissione parlamentare di quel ragazzo che ha aspettato 12 giorni per fare la risonanza. Purtroppo è stato anche, tra virgolette, imbrogliato l'assessore regionale che ha dato una risposta non corretta e che poi si è dovuto correggere, perché è vero che lui diceva mi hanno passato i dati che l'11 è stata richiesta e il 12 è stata fatta. Sì, ma il ragazzo era ricoverato da 7 giorni, la richiesta è stata scritta quel giorno, è stata fatta quell'altra e portata a Portogruaro, ma non dice poi per esempio che ha aspettato 2 giorni perché da Mestre venisse il radiologo a leggere. Questi 12 giorni che il paziente è stato ricoverato, questo ragazzo di Ceggia, nell'ospedale, avrà avuto un costo o no? Certo. I consulenti che sono venuti da Mestre. Ora, tenendo presente che a San Donà c'è una struttura che ha la risonanza convenzionata e che basta una telefonata viene fatta in giornata e la risposta viene fatta in giornata nel giro di un'ora o due, non era un risparmio per tutti averla utilizzata? Io ho avuto modo di intervenire proprio sulla stampa perché ho ritenuto di utilizzare quel canale informativo per sensibilizzare l'opinione pubblica, che è lo strumento che usiamo come Tribunale del Malato quando il nostro interlocutore naturale, che è la direzione dell'ULSS, non ci fornisce risposte convincenti. Non solo abbiamo stigmatizzato l'accaduto, ma abbiamo rilevato che se esiste la macchina qua, è stata ubicata alla casa di cura Rizzola, è chiaro che deve essere utilizzata e che deve essere utilizzata secondo procedure che non posso definire io, che non ne ho le competenze né l'autorità, ma deve essere stabilita attraverso un rapporto fra la dirigenza dell'ULSS e la dirigenza della struttura. Quella risonanza lavora dalle 8 di mattina alle 8 di sera, compreso il sabato, fino alle 8 di sera. E vedo che nonostante questo le visite di tipo A, quindi 10 giorni, avete tempi di 35 giorni. Sì, abbiamo queste tesi. Io le carte le leggo, le guardo tutte. Certamente, e cerco di capire. La gente viene, purtroppo il problema è anche gli interventi sono allungati, ma noi più di tanto non possiamo fare, abbiamo 2 sale operative.